Questi sono secondo me i 4 posti più spettacolari delle Prealpi. Visiteremo una miniera abbandonata e percorreremo un ponte incredibile. Visiteremo un tempio dal quale si sono ispirati per la costruzione della Casa Bianca. Andremo in un canyon sul fondo del quale si trovano degli spettacolari laghetti. Arriveremo nell'incantato paese più piccolo del Veneto. Ci troviamo in Veneto, provincia di Treviso, nelle terre del buon vino. Qui il piccolo paese di Fregona nasconde un grande tesoro. Stiamo per arrivare in un posto che di sicuro vi piacerà. È una miniera abbandonata. Ecco, vedete lì in fondo? Quella è l'entrata della miniera. È un ambiente che non ci si aspetta. È un posto unico, reso tale dalla mano dell'uomo che ha creato una vera e propria opera d'arte. Questo posto è spettacolare, ma aspettate di vedere cosa ci aspetta alla fine di questa passerella. Dopo aver passato la caverna, infatti, arriveremo in un canyon che lascia senza parole. Siamo sopra ad uno spettacolo chiamato Marmitte di Evorsione. Questi laghetti sono collegati da cascate e si sono formati grazie alla forza di quest'acqua che vorticosamente gira al loro interno. Ed è sicuramente difficile descrivere a parole la sensazione che si prova e in più questo percorso continua sempre più all'interno di questo canyon. Qui è necessario prestare davvero la massima attenzione perché c'è ghiaccio, ci sono delle stalattiti di ghiaccio. Hanno messo anche dei tappetini per non scivolare, però sempre la massima attenzione. Incredibile, guardate questo ponte, guardatelo. È stato costruito interamente a mano ed è tutto completamente in legno. Questo rende il fondo un po' scivoloso, soprattutto in questa stagione. Ma questo ponte è stato ancorato alla parete e sembra galleggiare nel Canyon Cagliaron. È un susseguirsi di emozioni in un luogo unico. È un posto incredibile, ragazzi. Io non ho mai visto tanta bellezza concentrata così. Queste sono le bellissime grotte del Cagliaron. Vi lascio tutti i dettagli in descrizione. Ma il bello, amici, il bello deve ancora venire, perché gli scalpellini non si sono fermati lì a scavare. Questa spettacolare miniera è davvero emozionante. È stata aperta agli inizi dell'Ottocento per estrarre una pietra chiamata pietra d'Ulza. Vedete come gli scalpellini abbiano seguito il filone fino in profondità, scavando a 45 gradi. E queste che vedete, queste sono le colonne che servono per sostenere un peso assurdo. Questa in particolare riporta il 1921. Ma è interessante sapere che alcune di queste pietre sono state utilizzate per un'altra spettacolare costruzione. Ci troviamo a poca distanza dalle grotte del Cagliaron. Siamo nel paesino di Possagno, in provincia di Treviso. Questo è il Tempio Canoviano. È un pantheon moderno, è un monumento concepito per la gloria del Canova che a Possagno è nato, è vissuto e dove ha voluto custodire alcune sue opere. Queste colonne sono di puro marmo ed ogni pezzo pesa più di 6 tonnellate. È un vero e proprio tempio davanti al mondo. Non a caso l'architettura del Palladio e anche in questo caso quella del Canova venne riprodotta alla Casa Bianca e, se lo si osserva da questa prospettiva, sicuramente si possono notare alcune similitudini. Questa è una banconota da $20 raffigurante la Casa Bianca. Quest'opera rappresenta l'esaltazione della classicità che passa attraverso il mondo romano, il mondo greco e il mondo rinascimentale del Palladio. Ma adesso lasciamo questa bellezza artistica per un'incredibile meta naturale. Ci spostiamo nella vicina Val d'Astico, nel comune di Arsiero, in provincia di Vicenza. Eccoci amici, sono davvero felice di essere in questo posto e di farvelo vedere perché è una chicca incredibile. Ci troviamo in Val d'Astico, precisamente all'altezza di Pria Park. Lo potete trovare scrivendo Pria Park nel vostro navigatore. Comunque vi lascio le indicazioni del parcheggio con il GPS e le coordinate qui sotto. Ciò che caratterizza davvero questo posto è quest'acqua, perché il fiume Astico ha scavato
tutta questa valle e ha scavato la roccia carsica tutto intorno e ha formato delle pozze tutte da vedere, e più che pozze sono davvero dei laghetti di acqua azzurra. Ora da qui non si vede, ma adesso ci avviciniamo, vediamo. Ovviamente dalla telecamera non si può vedere, ma la profondità di quest'acqua, ad esempio qui, è di circa 1,5 metri e io vedo come se fosse uno specchio sotto. È il colore verde che caratterizza tutta questa zona, tutte queste cascatine. Ma se venite qui d'estate troverete una marea di persone, tutte che vogliono farsi il bagno in questi laghetti, perché su per la valle continuiamo a vedere uno dietro l'altro queste formazioni carsiche, come un po' ai Cadini del Brenton, che sono scavati dalla forza dell'acqua. Ma è uno spettacolo, guardate, non lo so se posso farvi più che altro vedere e provare quello che sto provando io in questo momento, perché il senso di libertà, il senso della bellezza che accomuna tutti questi luoghi delle prealpi venete sono una cosa indescrivibile. Guardate. Guardate ragazzi, guardate questo canyon. È un canyon naturale scavato dal fiume ed è davvero bellissimo. È un posto che pochi conoscono, a parte i local che vengono qui a festeggiare durante l'estate, perché è davvero un posto freschissimo. Non lo so se si vede quanto è limpida quest'acqua. Vediamo. E questa natura va a braccetto con altrettanto spettacolari paesini. Ci troviamo sempre nel comune di Ersiero, provincia di Vicenza, a poca distanza dalla nostra destinazione precedente. In questa giornata di febbraio il freddo si fa abbastanza sentire, infatti sono un po' bardato, ma ne vale davvero la pena perché sono dentro questa valle. Lì sopra potete vedere che le nuvole stanno arrivando ed è tutto un po' ghiacciato. Questo è il paese più piccolo del Veneto e adesso andremo ad esplorarlo perché è davvero un gioiello. Guardate il riflesso nell'acqua, poi lì ci sono anche 2 cigni che nuotano. Lascio il lago alle mie spalle e mi dirigo al centro del paese. Questo paese è il più piccolo, come dicevo, del Veneto. Ci abitano più o meno 100 persone perché siamo proprio in mezzo alla valle e quindi i giovani hanno cercato fortuna verso le grandi città. I paesini di una volta sono belli anche per questo, per questi passaggi che sembrano un po' segreti. È emozionante davvero. E anche se fa freddo non c'è niente di meglio di bere da una fontanella. Qui una volta lavavano i panni, vedete? E lavavano i panni con una vista spettacolare. Ma anche se il paesino di Laghia conta più o meno solamente 100 abitanti, ha avuto la grande idea, la grande accortezza e la grande umanità di costruire tutto questo percorso per i disabili che arriva fino in fondo al lago e lì i disabili in questo lago possono pescare. Amici, siamo giunti alla fine di questo video, ma se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciarmi un like, un commento, fatemi sapere che ci siete.